Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, in questa occasione, in collaborazione con l'FNP CISL, ma ci sarà anche la funzione pubblica della CISL presente, parleremo di un aspetto molto importante della sanità pubblica. Siamo davanti a una svolta epocale, possiamo dirlo, ma siamo così prossimi, così vicini. Quali sono i cambiamenti che ci attendono? Che cosa deve essere ancora fatto? Come, in che termini? Quali sono le strade che è necessario intraprendere? E poi la grande questione delle persone, perché va bene le strutture, le infrastrutture, l'organizzazione tecnica, logistica, eccetera, ma ci devono essere anche le persone. E a che punto siamo? Per parlare di questo ci sarà un importantissimo momento di incontro e di confronto, in modo particolare si svolgerà il 22 giugno a Limena, in provincia di Padova. Noi per parlarne abbiamo naturalmente nostre ospiti, non poteva non mancare Tina Cupani, segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto. Segretaria, ben ritrovata. Grazie, grazie. E ben ritrovata anche alla segretaria generale della funzione pubblica del Veneto, Mari Pallaro. Grazie di essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Bene, allora, segretaria Cupani, incominciamo un po' a inquadrare. Ci sarà tanto la funzione pubblica presente a questo convegno quanto naturalmente voi dell'FNP CISL. Che valenza viene ad avere e perché puntare l'accento, perché proprio in questo preciso momento puntare l'accento sulla sanità pubblica? Siamo davanti a una svolta o non ancora? Come la vedete? No, siamo davanti ad una svolta obbligata anche per il nostro livello regionale e siamo un po' preoccupati, ed è per questo che noi adesso facciamo un'iniziativa con i nostri delegati, tutti i nostri pensionati, per rappresentare loro la criticità del momento da una parte, ma anche far emergere con chiarezza quelle che sono le proposte, le linee, le indicazioni che noi diamo come CISL attraverso noi dei pensionati e attraverso i colleghi della funzione pubblica che rappresentano in modo generale tutto il personale, compresa anche una parte delle scuole, delle case di riposo. Noi abbiamo avuto due grandi incontri pubblici, manifestazioni pubbliche a fine novembre e a fine marzo e che hanno portato ad un inizio di dialogo con l'assessorato della nostra regione e abbiamo posto tre priorità. Le tre priorità sono le liste di attesa, un grande dramma per quanto riguarda i nostri cittadini, i nostri pensionati e tutti gli anziani. E la questione dei medici di medicina generale, altra grande criticità, e terzo ma non per ultimo il grosso annoso problema delle dimissioni protette, casomai poi ne parleremo un po' meglio se abbiamo tempo. Abbiamo detto all'assessore che queste sono le tre priorità e su questi tre temi è già stato fissato un calendario di incontri, quindi noi per confrontarci con tutti i nostri iscritti, con tutti i nostri delegati abbiamo assieme alla collega Maria della funzione pubblica programmato questa iniziativa. A tutto tondo si rappresenterà il nuovo assetto della sanità territoriale con le problematiche legate anche al personale che rappresenterà la mia collega Pallaro della funzione pubblica, il nuovo assetto della sanità territoriale PNRR DM77, ma anche tutta la questione annosa delle case di riposo che ci preoccupa e non poco. Ecco, per entrare nello specifico, poi sentiamo anche naturalmente la collega, il decreto 22 maggio 2022 numero 77, per essere precisi, definizione dei modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, prevede tutta una serie di modifiche radicali all'ambito di operatività della sanità e di accesso e fruizione dei servizi sanitari. È così? Sì, è tutto, è uno sconvolgimento rispetto ad un modello precedente che già la Regione ha un po' smantellato in attesa di questa riforma. Dall'altra parte però c'è una lentezza nell'attuazione di questo nuovo modello di sanità territoriale che sta creando non poche difficoltà nei nostri territori e soprattutto, per quanto mi riguarda, la difficoltà
richiesta che emerge dai nostri iscritti, anche da chi si affaccia alle nostre sedi, sul supporto alla non autosufficienza. Sulla DM77, su quello che è il nuovo assetto, o casomai la mia collega entrerà nel merito più in dettaglio, io mi limito solo ad accentuare un po' quella che è la ricaduta sulla gestione della non autosufficienza, perché considerato che l'83% dei non autosufficienti in Veneto viene gestito in famiglia, che questo sistema funzioni diventa una cosa determinante per noi. Quindi la nuova sanità territoriale con i fondi del PNRR deve partire in tempi veloci, perché altrimenti noi lasciamo le famiglie nella disperazione. Sì, assolutamente. Segretaria Funzione Pubblica Maria Pallaro, ne accennava appunto anche la collega dell'FNP CISL. Un cambiamento importante qui, però i nodi vengono subito al pettine. Perché? Perché parliamo di personale in numeri importanti che non c'è, perché poi abbiamo dei pensionamenti significativi non solo tra i medici di medicina generale, e qua abbiamo anche una slide che illustra il trend, ma anche nell'ambito di chi è impiegato proprio operativamente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie assistenziali, quindi anche altri ambiti. Sì, questa è la criticità maggiore che noi riscontriamo in tutto questo processo. Ovviamente salutiamo con favore il fatto che poi il DM77 vada ad implementare tutta quella che è l'attività distrettuale, potenziando il distretto stesso e tutte le strutture che stanno al distretto. Però purtroppo il DM77, che ricomprende e utilizza quelle che sono le risorse del PNRR, questo famigerato PNRR di cui tanto ne sentiamo discutere, però il PNRR finanzia solo le strutture, invece noi stiamo parlando di servizi che per essere tali hanno bisogno di persone che possano erogare questi servizi. Già oggi la situazione in Italia, ma in particolare in Veneto, è critica, perché noi non riusciamo a mantenere il personale all'interno delle strutture sanitarie e c'è una fortissima crisi all'interno delle strutture dell'RSA. Per cui quello che noi cerchiamo di fare è trovare le possibili soluzioni, perché come diceva Tina, noi abbiamo un 83% di anziani oggi, e non solo di anziani, che sono non autosufficienti. Per noi è importante il mantenimento a casa, nel luogo di famiglia, però questo non vuol dire che non ci sia comunque bisogno di avere delle strutture che possano comunque sostenere le famiglie e lo stesso utente nei momenti in cui c'è maggiormente bisogno. L'altra cosa che noi vogliamo fare, per quello il 22 insieme abbiamo organizzato questo incontro, è interrogarci noi su quelle che possono e devono essere le nostre proposte, perché il 20 di questo mese c'è un incontro della CISL nazionale con il Ministro della Salute, ma da qui in poi si apriranno con la Regione Veneto tutta una serie di incontri proprio su questi temi. E allora noi come CISL vogliamo portare quello che è il nostro punto di vista, perché insomma a noi sembra che il DM77, il disegno di legge sulla riforma degli ambiti territoriali del sociale, la stessa riforma dell'RSA devono avere un filo comune, perché sono tutte risorse che in qualche modo ruotano attorno a particolari cittadini, quelli più fragili. A noi interessa avere un progetto che tenga insieme tutti, risorse e utenti, e per questo noi vogliamo condividere prima al nostro interno un progetto comune, e che poi questo progetto possa diventare la nostra proposta ai vari tavoli, da quello regionale, ci compete direttamente, ma anche in qualche modo di suggerimento a livello nazionale, perché ricordo che il DM77, questo insomma il DM77, che cos'è il DM77, che così magari è chiaro anche per chi ci ascolta. Il DM77 è una riscrittura di quello che è l'utilizzo delle risorse del PNRR, quella parte di risorse che va per
la sanità e va per il territorio. Infatti qui vediamo la grafica che ci illustra come andrà a cambiare sostanzialmente gli accessi stessi alla sanità, il famoso numero unico, la centrale operativa territoriale, COT, medici di base, il ruolo che avranno, insomma ci sono vari tipi di accessi che ci saranno ai servizi, no? Cambia tutto, insomma viene stravolto. Sì, però ricordiamo che questo DM77 in qualche modo riprende modelli di sanità territoriale che sono già in qualche modo abbozzati in alcune regioni, in particolare il Veneto e in Emilia-Romagna. Per cui gli ospedali di comunità noi già li conosciamo, solo che vanno potenziati perché con l'ultimo piano sociosanitario e le ultime schede noi sappiamo che all'interno delle strutture sanitarie sono stati tolti i reparti di lungodegenza e sono diventati ospedali di comunità. Solo che l'ospedale di comunità dopo un tot di giorni è a pagamento per l'utenza. Sì. In più ha delle difficoltà di accesso e bisogna capire bene perché, lo diceva Tina, noi dobbiamo dare continuità per chi si trova sfortunatamente a dover usufruire di prestazioni sanitarie, ma non è detto che al momento delle dimissioni la persona sia autosufficiente e in grado di riprendere una vita normale e non è scontato che le famiglie siano in grado di sostenere il peso di un'assistenza. Per quello è importante potenziare quelle che già ci sono e rendere più facile la fruizione. Come le case di comunità, ricordo, le case di comunità cosa sono? Sono un insieme di professionisti, a partire dal medico di base, ma non solo, con il supporto degli infermieri, della parte amministrativa, degli operatori sociosanitari, ma anche con gli specialisti. Chi sono gli specialisti? Gli specialisti certo. Possono essere il cardiologo, l'ortopedico e tutte quelle figure che possono dare un loro parere su quelle che possono essere le patologie, attraverso anche il contributo della telemedicina, altro elemento molto importante che è ripreso all'interno del DM77 e che è parte del PNRR. Questo permetterebbe che in un unico punto l'utente si troverebbe preso in carico e troverebbe in un'unica soluzione tutta una serie di supporti sanitari che oggi avrebbe difficoltà a incontrare. Assolutamente. L'altra questione, perché dopo qui si aprono altri versanti, vediamo se abbiamo tempo dopo di parlarne, per il personale che via via col passare del tempo crescente ce ne sarà bisogno. Segretario Cupani, RSA in Veneto, quindi servizi per anziani, questo è l'altro tema, non ben affrontato nel PNRR, almeno dal punto di vista infrastrutturale, no? È indubbio, ma qui noi abbiamo sempre evidenziato anche una carenza di controllo e di monitoraggio da parte della Regione. Noi abbiamo, e lo abbiamo più spesso anche rappresentato da voi, abbiamo fatto più ricerche, che ha fatto un'analisi della mappatura del territorio con le attuali case di riposo, ha tenuto conto anche dell'andamento demografico dei probabili non autosufficienti, tenuto conto che la media dell'età nella nostra regione nei prossimi 10 anni si va sempre più alzando, e facendo un'analisi rispetto a quelle che possono essere le criticità e come il sistema attuale, se mantenuto così com'è, può assolvere a questa necessità. L'abbiamo già riportato, tenuto conto dell'andamento demografico, della salute della nostra popolazione, mancherebbero ad una situazione che dovrebbe rimanere così com'è nelle case di riposo più di 10.000 posti, però per mantenere la situazione attuale rispetto al trend demografico. Quindi già noi partiamo con una carenza possibile nei prossimi 10 anni, 15 anni, di posti letto sufficienti a soddisfare quelle criticità e quella gestione della non autosufficienza spinta
criticità che non può essere lasciata ad una domiciliarietà, quindi a casa presso le famiglie. Quindi già questa criticità ci preoccupa. Ci preoccupa il fatto che l'83% o comunque di noi non autosufficienti, lo dicevo prima, è assistito in casa, ma con le criticità che noi avvertiamo già. C'è una carenza di medici di medicina generale che c'è ora e che con i futuri pensionamenti sarà sempre più in aumento. Quindi noi, i medici di medicina generale, voi capirete che hanno una funzione importantissima nella gestione, nel supporto alle famiglie, nella gestione del non autosufficiente che viene assistito in casa da propri familiari, e quindi già lì noi evidenziamo una criticità. Bisognerebbe ragionare fin da subito e che la Regione su questo aprisse un dialogo anche con le parti sindacali per capire cosa si può fare ora e cosa comunque si dovrà fare in futuro, perché anche quello che si deve fare ora per noi è un elemento importante di discussione. Si possono in ogni caso aiutare i medici di medicina generale che attualmente operano nel nostro territorio, supportandoli con personale infermieristico che ha una particolare specificità in una gestione di ambulatorio, di medico di medicina generale, supporti amministrativi, favorire micro team. Quindi bisognerebbe già aiutare i medici che supportano le famiglie che dovranno gestirsi il non autosufficiente. Ricordiamo che c'è un problema di assistenti familiari che noi vorremmo come figura venisse più valorizzata, supportata, ma anche da un punto di vista della Regione monitorata per capire che tipo di necessità e di bisogni hanno. E c'è anche il grosso problema delle badanti. Noi sappiamo che è molto più difficile trovare ora badanti rispetto a qualche tempo fa, e anche che il costo da sostenere per una badante sta diventando difficilissimo per le nostre famiglie. Noi vorremmo anche, e lo rilanciamo qua oggi, e vorremmo e sarà una nostra proposta che faremo e che riprenderemo molto nei mesi successivi, è che comunque per supportare l'anziano in famiglia, tenuto conto che la nuova legge delega sugli anziani prevede un rafforzamento della domiciliarietà, noi dovremo insistere per far sì che un progetto di uno sportello unico integrato nel territorio diventi realtà dappertutto, quindi comune, ASL e tutte le istituzioni interessate in una logica di segretariato sociale deve supportare nel territorio per dare quella risposta unica ai molteplici problemi e complessi problemi a cui la famiglia che gestisce in proprio una persona non autosufficiente si trova ad affrontare. Quindi noi abbiamo una questione, un problema che riguarda le RSA, che purtroppo anche hanno una tendenza a diventare sempre più private, quindi una trasformazione più privatistica della rete delle RSA nel nostro territorio, e noi crediamo fortemente all'azione anche del pubblico come garanzia di tutela di qualità e di capillarità del servizio, però abbiamo anche un problema di non autosufficiente che viene gestito a casa. Ricordo, e dopo lascio un po' la parola alla collega, ricordo che la stessa Corte dei Conti, in un monitoraggio fatto ultimamente il 13 aprile, ha rilevato come tutta quella parte di telemedicina e di supporto della domiciliarietà per quanto riguarda la non autosufficienza è fortemente in ritardo. Quindi noi stiamo di fatto smantellando un sistema che c'era, che abbiamo in parte già smantellato, che hanno in parte già smantellato, e non stiamo creando il nuovo sistema che dovrebbe da questo punto di vista essere il punto di riferimento delle famiglie, di tutti coloro che hanno una persona non autosufficiente da gestire in casa, quindi non solo case di riposo, che è un problema
che ci preoccupa, soprattutto in mancanza di una legge regionale di riforma delle IPAB e la riforma complessiva delle case di riposo, ma anche contestualmente in una logica di domiciliarietà assistita, controllata, gestita e garantita da una rete di supporto nel territorio che purtroppo manca. Assolutamente, infatti ricordiamo che per quel che riguarda il medio-lungo periodo i posti per residenziali saranno sempre più insufficienti e dentro il 2040 dovranno essere attivati 10.000 posti letto, cioè 10.000 posti letto sono tantissimi. E tra l'altro c'è sempre più il privato che sta prendendo piede, il che vuol dire naturalmente costi ulteriori a carico naturalmente delle famiglie. Maria Pallaro, volevo chiederle, per quel che riguarda poi la tendenza da parte di molte persone che lavorano nel pubblico ad andare verso il privato, di chi lavora nelle strutture residenziali per anziani ad andare negli ospedali, per fare questi passaggi senza sostituzioni e senza soluzione di continuità. Questo è un altro grande tema, come anche quello di trovare altre figure professionali che non ci sono attualmente da noi. Certo, c'è la grossa difficoltà, è vero che c'è la forte tendenza ad andare verso il privato. Leggevo stamattina alcuni articoli che insomma qualcuno sta pensando alla soluzione di importare, scusatemi il termine, ma importare professionisti dall'estero. Oggi è già possibile questo per gli infermieri, ma un'entrata massiccia soprattutto di operatori sociosanitari per quel mondo lì. Io credo, lo dico da sindacalista, ma lo dico anche da cittadina e da possibili utenti di questo sistema, che non è questa la soluzione, perché noi quando ragioniamo di tutti questi progetti, dal PNRR di M77 alla riforma degli ambiti territoriali del sociale, al distretto, noi pensiamo che tutto deve essere tenuto insieme, compreso il personale, perché noi possiamo ipotizzare tante buone soluzioni, ma poi se il personale viene sottopagato e viene utilizzato in maniera non conforme, è evidente che i nostri figli, i nostri giovani non vedono come questo lavoro una prospettiva che possa in qualche modo garantire un futuro e di qualità per quanto riguarda la propria professione, ma anche economicamente sostenibile. È per questo che noi all'interno del nostro progetto abbiamo anche delle idee per quanto riguarda il personale. Noi dobbiamo incentivare la domanda di partecipazione sia alla laurea per infermieri, sia ai corsi per gli OS, ma al contempo dobbiamo dare una professione che abbia delle prospettive anche di carriera e che sia appagante anche dal punto di vista umano. Poi certo, oggi c'è la fuga, c'è il personale delle cooperative che cerca ovviamente un posto più tutelato all'interno del mondo del pubblico, per cui vediamo un travaso dalle cooperative verso le case di riposo, dalle case di riposo verso il contratto della sanità, però attenzione, c'è anche il forte oggi fenomeno del personale sanitario, come diceva prima Tina, per i medici abbiamo il forte problema del personale sanitario, in particolare gli infermieri, che si licenziano e non solo per aprirsi partite IVA o per andare a lavorare in sanità privata, ma si licenziano proprio per andare a fare un altro lavoro, commesso o qualcos'altro, perché è così. Ormai il Covid per noi cittadini magari sembra un qualcosa di passato, lo vediamo le difficoltà nelle liste d'attesa, perché dobbiamo recuperare 2 anni di blocco di liste d'attesa e quello è un fenomeno che ci tocca da vicino. Ma proviamo a pensare a questi lavoratori che hanno affrontato direttamente l'epidemia, che hanno lavorato giorno e notte per dare un supporto. Finita l'epidemia hanno dovuto far fronte a quello che è il recupero delle liste d'attesa e oggi davvero sono molto molto stanchi e rinunciano al posto sicuro. Certo. È un lavoro che hanno scelto magari per andare a fare anche altro. Ecco, quindi questo è un altro problema, assolutamente. Grazie segretaria. Certo. È una battuta proprio di chiusura, ricordando naturalmente il convegno che sarà un momento importante, Tina Cupani, perché siamo in chiusura di trasmissione, ricordando appunto anche i pensionati in Veneto che non hanno una pensione congrua per potersi poi mantenere anche nelle strutture o mantenere un aiuto domestico.
Sì, dal dato che risulta da una nostra lettura, dati ufficiali dell'INPS, stando alla situazione attuale, tenuto conto del costo per ospitare nelle case di riposo un nostro parente, un anziano, la pensione media di un anziano veneto attualmente non permetterebbe di pagare la quota diretta a carico delle famiglie in una casa di riposo. In più noi abbiamo su questo una penalizzazione più forte per quanto riguarda il genere femminile, e noi sappiamo che le persone sole non autosufficienti sono numericamente più di genere femminile che di genere maschile, quindi abbiamo più donne sole con redditi di pensioni bassissime che già ora non sarebbero in grado di pagare una futura retta di casa di riposo, andando a gravare sulle famiglie, su intaccare i propri patrimoni, e questo riteniamo non sia una cosa che può essere accettata e che può essere sostenibile anche in una visione futura di tempo che noi abbiamo realizzato attraverso le nostre ricerche. Quello che dico sempre, questi dati noi li abbiamo utilizzati e redatti attraverso strumenti ufficiali e noi li abbiamo ben chiari. Mi chiedo come mai su questo la Regione non stia facendo un ragionamento di prospettiva, perché noi non stiamo leggendo ora come ora negli attuali logiche comportamentali della Regione una visione, un approfondimento di questo tipo di questi aspetti che possano ipotizzare un'azione politica di governance locale tangibile che noi leggiamo nella quotidianità. È questo che ci preoccupa. Ci preoccupa l'immobilismo, ci preoccupa che non c'è una visione, non c'è una governance, una regione ferma. Noi speriamo che con queste sollecitazioni possano trovare prima o poi una risposta, perché se tanto tempo che si ripetono queste cose, non è solo adesso, sono anni, quindi speriamo che prima o poi a qualcosa si addivenga. Intanto è importante che in questi momenti di confronto, anche il prossimo convegno organizzato il 22 giugno, ricordiamolo, a Limena dall'FNP con la partecipazione della funzione pubblica della CISL. Io ringrazio le segretarie Tina Cupani, segretaria generale della FNP Veneto, grazie segretaria di essere stata qui con noi, Mari Pallaro, segretaria della funzione pubblica del Veneto, grazie anche a lei, come sempre entrambe chiarissime, molto eloquenti al riguardo, e buon lavoro, e vi terremo naturalmente aggiornati, cari telespettatori. Buon proseguimento, grazie. Grazie.